Anni di slogan e proclami, decine di tavoli ed impegni presi per rilanciare il polo industriale di Porto Marghera, ma per ogni passo avanti che sembra venga fatto ne seguono due all'indietro. Lo sfogo dell'esponente della CGIL Riccardo Colletti non è un modo di dire, i due passi indietro sono quello della regione, dalla bonifica dei 107 ettari di Eni, lasciando ogni cosa in mano al comune, e quello dello Stato, che ha escluso Porto Marghera dai finanziamenti alle aree in crisi. La scelta del governo è una scelta che si appoggia anche alla stessa scelta che sta portando avanti la regione. Il fatto di filarsi via da questa cosa qui è come dire sfilarsi dalle responsabilità. Magari oggi ci spiegheranno che sono arrabbiati col governo, ma in realtà se il governo fa un passo in questo genere vuol dire che qualcuno è andato a spiegare che a Porto Marghera non ci sono problemi perché con il turismo si può fare tutto. Porto Marghera per Colletti è come Murano, sembra si faccia di tutto per assecondarne il declino e sembra che alla volontà espressa di voler salvare e rilanciare queste aree facciano seguito comportamenti e decisioni del tutto contrarie. Stato e regione sul banco degli imputati. A Venezia non viene perdonato quel dietrofront sui 107 ettari dell'Eni, dando in carico al comune l'onere di gestire la situazione delle aree, decisione che, secondo la CGIL, apre di fatto la strada alla cessione di quei terreni ai privati, con piani e disegni che tutti includono fuorché ridare una connotazione industriale a Marghera. Sprecano più tempo a parlare degli immigrati, che sarà un tema anche quello importante, ma è un tema che porta voti. Però i voti si possono ottenere anche con gli impegni che la politica dovrebbe avere.